A ringraziavi. Per imparare una lingua di maniera veramente efficace, si consiglia spesso agli enti di fare un soggiorno in un paese in cui questa lingua è adoperata di maniera quotidiana. L'immersione crea condizioni di imparare ideali in cui la persona si ritrova in un ambito in cui la lingua non è più solo un oggetto di studio, ma un arneso indispensabile per poter campare nella società, per poter comunicare, per poter spiazzarsi e creare alleanze con gli altri. Ciò che fa la riuscita di questo tipo di imparare è l'assenza di alternativa alla lingua. Il soggetto è obbligato ad adoperare la lingua straniera per poter campare nella società, tanto la lingua diventa necessaria. E questa necessità porta gli enti a fare lo sforzo di parlare, a sbagliarsi, a imparare. Tanto l'imparare non si fa mica solo per via di teoria, ma diventa una realtà udinca. Oggi in questo rapporto non si tratta mica di andare a imparare un in altro, ma da piegare su metodo direttamente in un territorio, con una lingua presente in situazioni che francano il quadro dell'educazione e della sociolinguistica. I dimarti come qui da mi simbado in suo rapporto con un comitato di pilotaggio plurali e una consultazione di comuni traducono una volontà da podiarsi in un terreno, di sbucare in una soluzione concreta e poter ogni forza fare di agorziga un modello di immersione appiegato mica solo per chi di uvora, ma di noi in priorità per il popolo. A ringraziarvi.